Cambio di sesso negli Stati Uniti per un trevigiano, a pagare il viaggio e l'intervento sarà l'ULSS 2 dopo una sentenza che fa discutere, mentre in regione resta la polemica. Bufera sulla sindaca Demiani, candidata della Lega alle politiche, su Facebook una foto manifesto con la prima cittadina che spara sorridente al poligono di tiro, insulti e minacce anche di morte, lei si difende. Fiamme nello scantinato della palazzina di 3 piani a Solighetto, edificio evacuato dai vigili del fuoco per il fumo che ha invaso gli appartamenti, salvato un'anziana invalida. Allarme di sindaci trevigiani di confine, il Friuli attira sempre più aziende con il miraggio dello statuto speciale, le nostre comunità stanno morendo. Al Museo Bailo l'inaugurazione per la stampa dell'omaggio a Gino Rossi, il giorno dopo aver visto sfumare il sogno del capitale della cultura 2020, Treviso gira già pagina. Gli avversari rimangono in 10 per un infortunio e senza cambi, il gesto dell'allenatore del Condor Treviso che toglie un suo giocatore per ristabilire la parità numerica. Continua il nostro viaggio tra i luoghi e oggetti della Grande Guerra, come la lettera del parroco di Santa Lucia di Piave che 100 anni fa, al comando austriaco ormai alle porte, scrisse «Non ce ne andremo da qui». Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con il caso di un trevigiano che decide di sottoporsi a un'operazione per cambiare sesso. Il magistrato ordina all'ULSS di pagare l'intervento e il viaggio negli Stati Uniti, una decisione che fa discutere, mentre in regione su questo tema c'è una polemica accesissima. È chiaro che è dovuta perché anche il giudice ha deciso che sia così. Poche parole ma chiare, così Francesco Benazzi spiega la posizione dell'azienda sanitaria sulla delicata questione terminata nelle aule giudiziarie. La vicenda inizia quando un giovane uomo con disturbi di identità decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico per cambiare sesso. Il passo successivo è la richiesta all'ULSS di potersi operare presso un centro di altissima specializzazione in California. La risposta dell'ULSS è immediata: si faccia operare in Italia. L'uomo si rivolge così ad un legale, Alessandra Gracis, nata uomo ma diventata donna nel 2012, paladina delle cause per cambi di identità di genere. L'avvocato Gracis aveva fatto causa all'ULSS per ottenere, come previsto, l'imborso dell'80% dei costi dell'intervento e del viaggio per la persona. Ha vinto ovviamente il ricorso, il giudice ha dato la ragione all'avvocato, per cui noi abbiamo pagato chiaramente quello che era dovuto. Ma la vicenda non finisce qui, perché la seconda richiesta riguarda il rimborso del viaggio per l'accompagnatore. Contemporaneamente lo stesso avvocato ci ha chiesto i soldi per l'accompagnatore e teniamo anche conto che è un intervento importante, sono 500 punti che vengono dati, quindi la persona ha bisogno di essere accompagnata, per cui al fine di evitare di trovarsi di fronte a un giudice e contenziosi giudiziari abbiamo preferito corrispondere la quota parte del viaggio per l'accompagnatore. Costo totale per l'ULSS circa 22.000 euro e questo riporta in discussione il centro di Abano Terme per il cambio di sesso che dovrebbe diventare un punto di riferimento a livello nazionale e secondo l'assessore Luca Coletto permetterebbe di risparmiare un po' di soldi. Una scelta però della regione che ieri si è trovata di fronte a 3 mozioni in disaccordo, fra queste la posizione netta del capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale Nicola Finco che dice: chi decide di cambiare sesso lo fa per un vizio personale ed è corretto che i vizi personali ognuno se li paghi. Immediata la risposta di Gracis: non è un capriccio ma una patologia, e la questione è tutt'altro che risolta e sarà oggetto sicuramente di ulteriori discussioni in regione. Tutto questo mentre fanno discutere anche le parole shock di uno dei candidati alla Camera del Popolo della Famiglia, un rogo per bruciare, ha detto Lorenzo Damiano, i libri gender. Bruceremo i libri gender. L'improvvisa fiammata su di una campagna elettorale dai toni già surriscaldati arriva dal trevigiano Lorenzo Damiano, candidato alla Camera nella lista del Popolo della Famiglia. In un annuncio Damiano si scaglia contro la cosiddetta teoria del gender e i testi che descriverebbero le linee guida per gli insegnanti sull'educazione sessuale da adottare nelle scuole. Siamo pronti ad organizzare un evento che sconvolgerà le menti dei fautori di questa teoria, ha detto ieri l'esponente del Popolo della Famiglia, invocando anche il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, quali esempi e fonti di ispirazione nella battaglia pro-vita. Anche se l'annuncio shock ha tutti i crismi della classica provocazione elettorale, la minaccia di dar fuoco pubblicamente ad un mucchio di libri non poteva passare inosservata.
Così, il giorno dopo, il diretto interessato si preoccupa di precisare il significato delle sue tonanti parole, facendo una parziale marcia indietro. Non è la solita attività propagandistica provocatoria, cioè è provocatoria al 100%. Noi è un po' di anni che stiamo dicendo del gender nelle scuole e tutti quanti i politici che l'hanno anche approvata dicono che non è vero, che non esistono i libri gender nelle scuole, quindi come posso bruciare una cosa che non c'è? Non so se mi spiego. Provocazione necessaria, a dire di Damiano, per riportare l'attenzione sul tema dell'educazione sessuale e in particolare sulle linee guida impartite dall'UNESCO che, secondo il popolo della famiglia, compromettono l'identità di genere dei bambini. Ma dall'annunciato rogo dei libri gender e addirittura dall'invocazione di un processo contro gli autori in stile Norimberga, alle evocazioni di scenari già sperimentati dalla storia nelle sue pagine più nere, il passo è breve. Quella non era la mia intenzione perché proprio non c'era nessuna intenzione di rievocare forse non so, il periodo fascista, no, cos'era che bruciavano i libri, adesso non mi viene neanche in mente. E c'è un'altra polemica che riguarda invece la legittima difesa e che sconfina nella politica e che riguarda la sindaca di Miane, nonché candidata della Lega Nord. È veramente stata strumentalizzata in maniera importante. È un'immagine che ritrae una figura, non sicuramente che racconta che io invito le persone ad andare a sparare a chiunque. Lei si difende, tuttavia la bufera è innescata. Manifesto elettorale virtuale postato su Facebook con sindaca sorridente, in mano la pistola. Apriti cielo. Una tempesta in piena regola, quella su Angela Colmellere, primo cittadino di Miane, professione insegnante e soprattutto candidata del Carroccio alle politiche. Quella foto, poi rimossa dallo stesso social network, innesca diverse reazioni contrarie. Le più virulente portano a insulti e addirittura minacce di morte. Ma c'è anche chi si limita a stigmatizzare a livello politico la vicenda, come Alessandro Bortoluzzi, Partito Democratico, che proprio su Facebook attacca. Gli unici che possono garantire la sicurezza sono le forze dell'ordine, dice, e questo indegno manifesto, oltre a veicolare un messaggio violento, in primis è un atto che va a delegittimare chi tutti i giorni è sulla strada per tutelare la nostra incolumità. Nel frattempo Colmellere spiega: mi avevano invitato come altri sindaci del territorio, anche di centrosinistra, a visitare il poligono di tiro di Vittorio Veneto. C'è stata persino una gara tra primi cittadini e un amico mi ha fotografata, mettendo poi l'immagine in un manifesto virtuale. Fotografato tra l'altro con un sorriso, ma perché era una situazione goliardica, era una cosa goliardica, però anche fatta per capire e per farci capire che attività svolge il poligono, che non è un luogo dove si commettono dei reati. Il problema però per Bortoluzzi è proprio l'uso di quella foto. L'esponente del PD su Facebook continua: chiedo ai tanti amici di centrodestra, persone per bene e moderate, se è questa la sicurezza che scelgono, una società di pistoleri e di cecchini, dove in nome di una malintesa legittima difesa si fa giustizia sommaria applicando la pena capitale sul posto. Polemica sterile invece per la diretta interessata, che alla Voce del Mattino chiarisce. Quella era una foto che ritraeva la sottoscritta ad un poligono ed non mi pare che sia un reato ad andare al poligono. È stata strumentalizzata perché sarei un sindaco onorevole, fra poco si pensa, che va in Parlamento a dire che è utile e necessario sparare a tutti. Non è questo il senso, era legato comunque a un principio di sicurezza dove in questo principio di sicurezza deve essere rivista quella che è il principio di legittima difesa. Proprio alla pagina della cronaca, una palazzina di 3 piani è stata evacuata dai pompieri nel tardo pomeriggio di oggi a Solighetto. L'intervento in via Brandolini è stato necessario dopo che dallo scantinato è iniziato a uscire del fumo, pare innescato da una caldaia difettosa. Non ci sono stati feriti, pare solo un leggero malore accusato da uno dei condomini con disabilità messa in sicurezza dai vigili del fuoco e assistita dall'ambulanza accorsa sul posto con i pompieri. Strada chiusa tuttora con i vigili del fuoco che, come vedete dalle foto, stanno intervenendo sullo scantinato per riportare alla normalità la situazione e permettere ai residenti il rientro negli alloggi. A Semonzo di Borso del Grappa invece stamane un grave incidente stradale.
Schianto frontale a Sei Monzo del Grappa, 2 i feriti trasportati in ospedale. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata nei pressi della stazione di rifornimento Total Erg lungo via Molinetto. Sul posto il SUEM 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, anche se lo schianto potrebbe essere avvenuto nel momento in cui una delle 2 utilitarie coinvolte era in procinto di rimettersi in carreggiata. L'impatto è stato in ogni caso molto violento, tanto che entrambe le auto hanno subito ingenti danni nella loro parte frontale. Andiamo adesso ai confini tra la Marca Trevigiana e il Friuli Venezia Giulia e un grido d'allarme sempre più forte dei primi cittadini. Denunciare il Friuli per concorrenza sleale, e questa è la volontà di uno dei sindaci del confine a nord della Marca. È una concorrenza sleale perché addirittura la Regione Friuli sta cercando di fare campagna acquisti da noi e ha tutto l'interesse di farlo perché poi anche i versamenti dell'IVA rimangono in Regione, quindi c'è, oltre a pagare meno l'imprenditore, ma c'è anche la Regione che ha un fortissimo interesse ad attirare aziende. Un'accusa e un allarme chiaro per l'economia della Marca e del Veneto per una diversità di trattamento delle imprese, vero motivo di distacco di Sappada. Peraltro pericoloso precedente che lo Stato ha cercato di arginare con del denaro dato alle terre confinanti. Che saranno complessivamente spalmati in 3 anni di 19 milioni di euro per il territorio dei comuni di confine con il Friuli Venezia Giulia. Saranno però distribuiti solo su progetti, che significa tempi lunghi e burocrazia imperante. Io vedrei forse meglio dare qualcosina magari alle province di confine, ma eliminare le regioni a statuto speciale. Di diverso avviso un altro sindaco di confine. Dobbiamo continuare in questo lavoro per l'autonomia del Veneto con la tenacia con la quale il nostro governatore e tutta la giunta regionale stanno portando avanti la causa a Roma. Sindaco che non nasconde di provarle tutte pur di mantenere le imprese, consapevole di avere nell'amore per la propria terra un grande alleato. Certo, ci sono tante opportunità per loro allettanti, però per fortuna abbiamo imprenditori che amano il territorio e anche si sacrificano economicamente per rimanere presenti qui nei nostri territori del Veneto, quindi dovremo anche essere per questo motivo maggiormente vicino ai nostri imprenditori. A Treviso, in città adesso, dove viene smaltita già da subito la delusione per il sogno infranto della capitale della cultura 2020. La delusione dura poche ore. Il giorno dopo la proclamazione di Parma capitale italiana della cultura 2020, al Museo Bailo Comune e Linea d'Ombra inaugurano l'omaggio a Gino Rossi, che aprirà domani al pubblico. Ieri è stato un punto d'arrivo ma un punto di partenza, e già oggi siamo qui nel Bailo in una stanza fantastica dedicata all'omaggio a Gino Rossi, a un dialogo tra Rossi e Martini che è assolutamente spettacolare. La cultura a Treviso si respira, si vive in modo quotidiano, quindi con forza sicuramente ci riproveremo a diventare capitale della cultura. Non aver ottenuto il titolo non vanifica il lavoro fatto. C'è un'intera comunità, dice Manildo, che ha capito l'importanza di promuovere la cultura nel territorio e progetti da realizzare a prescindere da quel riconoscimento. Credo che non ci sia assolutamente da abbattersi, mi pare che l'atteggiamento del sindaco, che ha raccontato anche prima in conferenza stampa, sia assolutamente l'atteggiamento corretto, e cioè quello di riprovarci, e poi comunque non è che diventare capitale italiana della cultura sia la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è continuare a costruire un tessuto culturale in città. In un dialogo tra opere, come fu tra artisti, l'omaggio a Gino Rossi e Arturo Martini, 9 le opere di proprietà del Bailo, altrettante quelle prestate da collezioni private. È un'occasione veramente molto bella, io sono veramente molto felice di aver fatto questa cosa. Gino Rossi, come per tanti altri trevigiani, anche per me è veramente un riferimento meraviglioso. Per aggiudicarsi il titolo di capitale della cultura poteva essere utile fare rete con il territorio circostante. A dirlo oggi il candidato sindaco a Treviso del Movimento 5 Stelle, Domenico Lo Sappio, tra i cittadini oggi del quartiere di San Paolo. C'è un dispiacere perché sarebbe stata una cosa molto positiva per tutta la città se fosse andata in porto. Credo che una volta fatto questo lavoro non vada buttato via e che chiunque si ripresenti dovesse vincere le elezioni dovrebbe portare avanti, e penso che anche noi ci impegneremo in questo senso. Quest'anno è andata male a Treviso, bisogna capire quali sono stati gli errori, se ce ne sono stati, e cosa ha determinato
determinato questo mancato successo. Chi ha vinto è riuscito ad associarsi per esempio ad altre città vicine, forse si può pensare anche a un maggiore coinvolgimento di altre realtà per rendere più ampio il progetto, però sicuramente da parte nostra ci può essere un impegno da questo punto di vista, perché ovviamente una cosa di questo genere porta grandi benefici alla città che può ospitarlo. Torniamo alla cronaca giudiziaria con una prima condanna per Luca Furlan, uomo accusato di aver ucciso la compagna Elda Tandura a Vittorio Veneto, una prima condanna per eventi avvenuti prima della tragedia. 1 anno e 10 mesi, questa è la prima condanna per Luca Furlan, il 47enne accusato di aver ucciso la compagna Elsa Tandura lo scorso settembre a Vittorio Veneto. L'uomo è stato processato ieri per lesioni e tentata estorsione nei confronti sempre dell'ex compagna. Secondo l'accusa avrebbe chiesto alla donna soldi minacciando di picchiarla. Fatti questi avvenuti prima della tragedia. Numerosi nel tempo erano stati gli episodi di litigi, tanti gli interventi delle forze dell'ordine per calmare gli animi. Elda più di una volta aveva avuto la forza di denunciare Furlan, ma poi tornava sui suoi passi e ritirava le querele. Una relazione malata dalla quale l'insegnante non riusciva a staccarsi, fino a quel giorno di settembre, quando la donna, durante una lite violenta, è caduta a terra sbattendo la testa. Per questa prima condanna, comunque, i legali dell'uomo hanno annunciato il ricorso in appello. Intanto continuano a essere drammatiche le cifre, i dati sulla violenza contro le donne. Oggi a San Fior l'apertura di un importante sportello. Lo sportello effettivamente è attivo da luglio 2017, sono arrivate fisicamente 6 donne e poi abbiamo avuto tanti contatti telefonici, informativi, quindi colloqui appunto telefonici. 6 casi di violenza alle donne in 6 mesi, quasi uno schiaffo chi considera la Marca un'isola felice rispetto a quanto succede attorno. È segno però che il muro di silenzio e di sopportazione soprattutto in famiglia inizia ad incrinarsi. Le signore arrivate hanno un'età compresa per lo più tra i 35 e i 50 anni, provenienze disparate rispetto ai comuni, quindi tutti i comuni diciamo limitrofi a San Fior, quindi può essere Cordignano, San Vendemiano eccetera. Storie sempre diverse ma in fondo sempre uguali. Una signora che da anni subisce violenze all'interno della famiglia, quindi da parte del marito. Per questo all'interno della ex canonica ristrutturata di San Fior di Sotto, 7 comuni, da San Vendemiano a Cordignano, hanno deciso di accendere questa luce nel buio di tante violenze in casa. Una luce che si affiancherà alle altre che la Regione sta attivando in tutto il Veneto. Si inserisce quindi in un percorso che la Regione già dall'anno scorso e soprattutto nel 2018 sta facendo di formazione importante di 3.000 operatori in tutta la Regione Veneto, quindi anche in provincia di Treviso, anche nell'area del Coneglianese, di tutte quelle sentinelle che hanno il rapporto con le donne. Infermieri, medici ma anche dipendenti comunali possono fare molto ma non tutto se non c'è la forza di reagire alla violenza. Per questo dallo sportello di San Fior l'appello è semplice quanto efficace. Venite, non abbiate paura di venire, che c'è sempre comunque qualcuno che vi accoglie. Torniamo alla politica, non solo l'autonomia, anche l'indipendenza del Veneto, uno degli obiettivi a cui punta Grande Nord, una delle liste che scende in campo il 4 marzo. La priorità numero 1 può essere riassunta in questo volantino. Siamo stufi di essere spremuti da Roma. Vogliamo che i soldi nostri rimangano in Veneto. L'unico vero sindacato del Nord, tra la gente questa mattina a Preganzioli il movimento Grande Nord in corsa alle elezioni politiche del 4 marzo, una confederazione che raggruppa prima il Veneto, Veneto Stato, Rinascere e il Popolo in Movimento. Tra i punti del programma la riduzione del numero dei parlamentari, un intervento shock sul fisco, la soppressione di Equitalia, lo stop all'immigrazione irregolare. Grande Nord è un partito che si pone l'obiettivo di essere il sindacato del Nord, è l'unico partito in questo momento che ha la parola Nord nella sua ragione sociale, visto che altri se ne sono privati per questioni di opportunità. In campo per Camera e Senato, oltre a Del Zotto, Gabriele Sant'Angelo, Giorgio Tana, Stefano Gallina, Paola Giurin e Luciano Fior. Candidati che hanno accolto l'iniziativa della nostra emittente di far prendere agli aspiranti deputati e senatori un esplicito impegno a favore dell'autonomia. L'autonomia noi le vediamo come il primo passo verso l'indipendenza, quindi in questo momento ci accontentiamo dell'autonomia,
alla catalana per poi fare un passaggio successivo più forte. Se il Veneto fosse autosufficiente, se il Veneto fosse autonomo, se il Veneto fosse indipendente, sarebbero tutte decisioni prese in loco e non catapultate da Roma. Quindi saremmo in grado di gestire correttamente tutti i fenomeni europei e mondiali. Oggi siamo qua per veicolare il nostro messaggio, il nostro simbolo, visto che purtroppo molti comuni non si sono attivati ancora con i tabelloni, e siamo qui per veicolare il nostro messaggio e ringraziamo voi che ce lo consentite. Un grande gesto di fair play, ma anche la memoria della Grande Guerra, e non solo, tutto questo dopo la pubblicità. Telegiornale di Treviso, parliamo di infrastrutture e servizi con l'intervento di miglioramento dell'acquedotto Schievenin realizzato da ATS con una tecnica davvero innovativa. Vediamo. Meglio dei tedeschi, un primato europeo tutto made in Treviso, quello conseguito grazie ai lavori di risanamento dell'acquedotto Schievenin tra il comune trevigiano di Pederobba e quello bellunese di Alano di Piave, realizzato negli anni 30 e attualmente gestito da Alto Trevigiano Servizi. Per l'intervento è stata utilizzata la tecnologia no dig, ovvero senza scavi, facendo passare 2 chilometri di tubo in fibra all'interno di un'altra tubatura. Senza creare disagi, al posto di spendere quasi 1 milione di euro, ne spendiamo 350.000 e al posto di mettere 2 anni di lavoro, in 4 giorni di lavoro abbiamo risolto il problema per tutta la zona di Treviso. Questo apre importanti scenari per altri interventi. Anche a livello fognario, per esempio su centri tipo Treviso che hanno delle difficoltà per escavare, si potrebbe evitando creare disagi per i nostri cittadini, con questo metodo risolvere queste problematiche. Parliamo adesso di calcio, ma non di risultati, qualcosa di ben più importante. Gli avversari restano in 10 per un infortunio e l'allenatore toglie un giocatore dal campo per ristabilire la parità numerica, e così il mister della Condor Sant'Angelo diventa improvvisamente mister Fair Play. Una cosa così la puoi pensare, però se non la hai dentro, magari te smentichi, non ti affanno o te pensi da farla dopo, perché vuol dire che è dentro del DNA, una cosa del genere. Al campo della Condor non si parla d'altro, perché il gesto di mister Cavallin, allenatore dei giovanissimi, ha colpito un po' tutti, dai dirigenti agli atleti. Nella partita con il Postioma non ha esitato a togliere dal campo un giocatore per permettere di continuare la gara alla pari. Il loro capitano si è fatto male a un quarto d'ora più o meno dalla fine e il mister aveva esaurito i cambi. Io lì per lì non ci ho pensato più di tanto e ho continuato la partita 10 contro 10, togliendo dal campo anche uno dei miei giocatori. È vero che il risultato era ormai consolidato, ma il gesto di fair play è stato apprezzato tanto dagli avversari quanto dai ragazzi di Cavallin. È in linea esattamente con quello che vorrei io per mio figlio e per tutti i ragazzi che ci sono. D'altronde basterebbe guardare quella squadra, sono tutti ragazzi meravigliosi che si meritano un allenatore così. La Condor non è nuova a iniziative di educazione sportiva, dagli steward per insegnare il tifo corretto a genitori e nonni ai progetti di integrazione delle famiglie straniere, cui giocano ragazzi di 14 diverse nazionalità. Se noi andiamo a vedere quello che succede nelle scuole in questi ultimi tempi di aggressione degli insegnanti eccetera, vuol dire che manca una certa educazione, e l'educazione viene dalle famiglie e l'educazione viene dagli ambienti che i ragazzi frequentano, quindi è importante che i nostri dirigenti, i nostri allenatori e tutti i ragazzi abbiano chiaro questo atteggiamento educativo. Io l'ho fatto anche perché noi abbiamo, secondo me, la responsabilità di far crescere questi ragazzi e farli diventare uomini, perché alla fine la loro età è delicata, sono passati dalla terza media alla prima superiore, quindi bisogna anche aiutarli e questi piccoli esempi secondo me fanno la differenza. Un applauso ancora al mister e a tutta la squadra. Ed ora il consueto nostro viaggio del sabato dedicato a luoghi, oggetti, simboli della Grande Guerra, e questa sera parliamo di una lettera particolare firmata 100 anni fa da un parroco a Santa Lucia di Piave. È una lettera che il parroco di allora, Monsignor Morando, scrive al comando austriaco di Conegliano in risposta o cercando di perorare la causa dei santalucesi, perché c'era l'ordine di evacuazione totale
del paese. Un documento unico, datato giusto un secolo fa. Un foglio vergato a mano, da chi rimanendo nei luoghi diventati fronte principali della Grande Guerra, oltre che guida spirituale, era anche riconosciuta come rappresentanza ufficiale delle comunità rimaste tra i due fuochi. All'arrivo degli austriaci moltissimi erano andati oltre il Piave, il comune si era trasferito a Firenze come moltissimi altri comuni trevigiani e la cittadinanza era stata sparsa in Polesine. Molti purtroppo, o non potendo o non volendo, erano rimasti a Santa Lucia. Parole che raccontano da sole sia il dramma del momento ma anche la grande dignità di questa gente verso gli austriaci. Non vi disturberemo per il mangiare, abbiamo delle nostre piccole riserve, qualcosa ci darete di quello che vi abbiamo consegnato per poter arrivare a scrivere fino alla prossima raccolta del frumento. Quindi il sostentamento dovuto all'agricoltura che allora era imperante. Se per disgrazia qualcuno rimarrà ucciso, sottoscriviamo fin d'ora che non è colpa vostra. Perché, ed è quello che emoziona particolarmente in questa storia, è la volontà di rimanere, nonostante le bombe arrivassero dall'esercito italiano, dai loro fratelli, amici, cugini, in trincea dall'altra parte del Piave. I nostri vecchi, le nostre persone preferiscono rischiare di morire sotto i bombardamenti piuttosto che abbandonare forzatamente il nostro paese. E Shumsky non nasconde che questa lettera, la storia e soprattutto il parroco furono fondamentali nelle sue scelte di vita. Medico condotto e poi anche sindaco, come guida e difensore della sua comunità. In un momento di difficoltà a quei tempi l'unica autorità che rimaneva sulla sede era il parroco e che c'erano i cittadini che nonostante i pericoli non volevano andarsene dalla propria terra. Che chiama nel scuro di notte il silenzio semplice. Continuate a segnalarci i vostri oggetti, i vostri luoghi simbolo della Grande Guerra. Avete come sempre la modalità SMS e WhatsApp al 340 321 8728 oppure treviso@antena3.it. e in merito a questo, siccome sono davvero tantissime le segnalazioni che arrivano, abbiate pazienza se non riusciamo a rispondere subito a tutte le segnalazioni. Ovviamente le stiamo vagliando e quindi risponderemo a tutti, ma chiaramente essendo molte ci vuole un po' di tempo. Voi continuate a segnalarci i vostri oggetti, i vostri luoghi simbolo. È davvero tutto per questa edizione di Treviso, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Giornata festiva all'insegna del bel tempo sul Triveneto, dove a prevalere sarà il sole. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 18 febbraio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso ovunque al mattino, con qualche pioggia ancora sui settori centro-meridionali. Col passare delle ore però tendenza al miglioramento e fenomeni in cessazione già entro la serata. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Residui deboli piogge al mattino sul triestino, ma migliorerà presto. Ampio soleggiamento sui restanti settori della nostra regione, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile sarà una domenica all'insegna del sole, il cielo si presenterà infatti poco o parzialmente nuvoloso, addensamenti e deboli nevicate solamente sui settori alpini. Le temperature massime si attesteranno sui 10 gradi, valori minimi intorno ai 3 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.